Ciao e benvenuto nel mio portale. Io sono Veneziano Alessio, fisioterapista e coach e fondatore del sito venezianotherapy.com. Mi occupo di aiutare persone che hanno problematiche dal dolore cervicale a ritrovare un nuovo stato di benessere. Il mio approccio è un approccio olistico che ha aiutato in primis me, perché anch'io ho sofferto da dolore cervicale per diversi anni prima di diventare terapista. Ehm, Allo stesso modo ho visto che ha funzionato per altre centinaia di migliaia di persone. È un approccio diverso da quello che avrai, visto da altri terapisti, che probabilmente miravano solo a, risolvere una parte del corpo senza prendere in considerazione, la connessione che la tua mente ha col tuo corpo. Appunto, gli step che voglio illustrarti sono step che vanno a prendere in considerazione tutto il tuo sistema. Ci sono 3 step. Il primo si chiama impara, il secondo si chiama regola il sistema nervoso e il terzo esprime le tue emozioni e regola lo stress. Andiamo step by step. Nella prima parte impara. Nel mio sito web troverai decine di articoli che spiegano come la mente o il sistema nervoso in particolare crea sintomatologie fisiche come quello del dolore cervicale, ma non solo. Ho creato un questionario e un corso gratuito che troverai nella sezione risorse nel mio sito, dove potrai iniziare a imparare molto riguardo a queste problematiche che si chiamano dolori neuroplastici o sintomatologie neuroplastiche. Però al di là del nome che potrebbe confonderti le idee, sono sintomi che sono creati da un sistema nervoso iperattivo e iperprotettivo. In realtà nel corpo non c'è nulla di assolutamente rotto o di anomalo, ma è appunto il sistema nervoso comandato dal tuo cervello che può creare questi sintomi. Questo non lo dico io, lo dicono molte delle ultime ricerche neuroscientifiche che vanno appunto a vedere come mente e corpo interagiscono. Nel secondo step la terapia si basa sulla regolazione del sistema nervoso. Ci sono diverse metodologie per regolare il sistema. Lo faccio principalmente con sistemi di respirazione, tecniche di respirazione che potrebbero andare a rilassare il sistema o energizzare il sistema. Un'altra modalità è quella del mindfulness. So che molti di voi potrebbero storcere il naso adesso pensando al mindfulness come terapia perché magari avete avuto delle esperienze non soddisfacenti, ma cercherò step by step di creare un metodo che fa per voi. La terza parte della terapia, che è l'ultima, è la gestione delle emozioni e la regolazione dello stress. Le tecniche che utilizzo sono quelle del tracciamento somatico, che è una sorta di mindfulness, una scansione del corpo che bisognerà fare giornalmente. La seconda tecnica che uso è una visualizzazione guidata e la terza è appunto la parte più importante di questo step, secondo me, è riguardo le emozioni. Molti di noi, soprattutto la parte maschile, non va a esprimere le emozioni o non necessariamente come dovrebbe essere. Il fatto di reprimere emozioni che possono essere anche passate, che possono essere anche traumi passati nella nostra infanzia, vanno pian piano ad essere accumulati nel nostro sistema, sfociando in un sistema iperattivo, nervoso iperattivo. E quindi appunto alle sintomatologie che abbiamo ad oggi, come dolore, tensione muscolare, ansia, mal di testa, ed eccetera, eccetera. Ogni persona reagisce
in questi step in modo diverso. Ma la parte delle emozioni represse è una delle parti chiave appunto della terapia. Il modo per farlo è attraverso la scrittura espressiva. Ti spiego il modo e la tecnica efficace per eseguire questo strumento, che ha aiutato un sacco a me quando ho avuto queste problematiche cervicali anche. La scrittura è un bellissimo modo per esprimere le emozioni, ovviamente è un qualcosa che prenderà del tempo prima di farlo bene, ma darai i benefici immediatamente. Questo come anche tutti gli altri step, come la parte probabilmente della respirazione, ok? Questi sono i 3 step fondamentali della terapia Veneziano Therapy. Spero che inizierai questo percorso iniziando sin da subito a vedere la parte del mio sito risorse. Ho creato anche un libro, ho scritto un libro che si chiama La via d'uscita, è gratuito e lo metterò in descrizione del video qui se stai vedendo questo video su YouTube, altrimenti puoi andare direttamente sulla home page del mio sito web. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo nei prossimi. Ciao!